Oggi sei qui per una scintigrafia ossea. Questo esame ci permette di vedere come funziona una parte del tuo corpo. Ti verrà somministrata una piccola quantità di una sostanza che raggiungerà l'organo da esaminare, creando immagini dell'interno del tuo corpo. Dopo qualche minuto in sala d'attesa, il personale sanitario ti chiamerà e ti accompagnerà nella sala per l'iniezione del radiofarmaco. Lì ti verranno poste alcune domande di base per garantire la tua sicurezza. Ti verrà chiesto il tuo nome completo e la data di nascita per verificare che corrispondano alla richiesta medica. Ti verrà anche chiesto se hai già effettuato una scintigrafia ossea in passato per verificare eventuali reazioni allergiche. Ti verrà chiesto se stai assumendo farmaci. Se sei una donna in età fertile, ti verrà chiesto se c'è la possibilità di una gravidanza. Ti verrà anche chiesto se stai allattando, poiché dovrai interrompere l'allattamento per alcune ore dopo l'esame. Una volta poste tutte queste domande, ti verrà chiesto di firmare il modulo di consenso informato. Questo documento contiene tutte le informazioni necessarie prima dell'esame. Successivamente, il tecnico le inietterà il radiofarmaco. A seconda dell'esame, potrebbe essere necessario attendere da pochi minuti a diverse ore prima dell'acquisizione delle immagini. Durante questo periodo può rimanere nella sala d'attesa per i pazienti che hanno già ricevuto il radiofarmaco, bere acqua. In alcuni casi può uscire e rientrare all'orario previsto. Quando tutto sarà pronto, il tecnico la chiamerà e la accompagnerà nello spogliatoio. Le verrà fornito un camice per metterla a suo agio. Se i suoi indumenti potrebbero interferire con l'immagine, dovrà rimuoverli. Le verrà inoltre chiesto di rimuovere eventuali oggetti metallici dalla zona da esaminare, come orecchini, collane, bottoni o cerniere. Al momento dell'acquisizione delle immagini, il tecnico la accompagnerà nella sala d'esame e la aiuterà con cura a posizionarsi correttamente sul lettino per ottenere la migliore visualizzazione delle strutture. È molto importante che rimanga il più immobile possibile. All'inizio dell'esame, il tecnico vi osserverà dalla sala di controllo. Al termine, il tecnico vi avviserà che potete tornare negli spogliatoi. Il tecnico non può fornire una diagnosi. Il medico esaminerà le immagini e vi spiegherà i risultati. Ricordate di idratarvi a sufficienza dopo l'esame.